Eder. Mac Pallister. L'udienza per Luis da Silva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è stata posticipata al 22 maggio dal Tribunale del Riesame di Bologna. In questa terza valutazione i giudici esamineranno l'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione firmata dal GIP di Rimini Vinicio Cantarini, impugnata dai legali di Da Silva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Attualmente Da Silva è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Infermi di Rimini, dove è stato trasferito dopo aver intrapreso uno sciopero della fame e della sete tra il 25 e il 26 aprile. Negli ultimi giorni ha ripreso a nutrirsi e potrebbe essere dimesso e trasferito nuovamente in carcere entro la fine della settimana, a seconda delle sue condizioni cliniche. Nel frattempo, una manifestazione di solidarietà per Da Silva è prevista per lunedì 12 maggio alle ore 9 davanti al Tribunale di Rimini, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'iniziativa, promossa dal canale YouTube Eder Mac Pallister, ha ottenuto l'autorizzazione della questura. Il promotore ha dichiarato in un video: «Spero che chi ha chiesto questa manifestazione ora partecipi davvero». La mobilitazione nasce dal crescente supporto sui social per Da Silva, che molti utenti ritengono estraneo al delitto. Né l'indagato né i suoi legali sono direttamente coinvolti nell'organizzazione dell'evento. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto con 29 coltellate nel sottoscala del condominio di Via del Ciclamino, proseguono. Recentemente l'attenzione si è concentrata su Valeria Bartolucci, moglie di Da Silva, che ha affrontato 2 interrogatori, l'ultimo il 6 maggio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Una conversazione intercettata suggerisce che la donna potrebbe essere stata coinvolta nella pulizia della scena del crimine, contraddicendo la sua versione iniziale secondo cui avrebbe dormito tutta la notte con il marito. Il caso continua a suscitare un acceso dibattito pubblico, con l'opinione pubblica divisa tra chi invoca giustizia per Pierina e chi ritiene Da Silva un capro espiatorio. La manifestazione del 12 maggio rappresenta un momento significativo di questa mobilitazione sociale. Omicidio Francesca Deidda. Il PM chiede l'ergastolo senza sconti per Igor Sollai. Francesca viveva per Igor e lui ha pianificato tutto. L'ha uccisa, ha nascosto il corpo e ha cercato di sviare le indagini. Un verdetto di colpevolezza piena e una condanna al massimo della pena, senza attenuanti. È questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Marco Cocco al termine della seconda udienza del processo con rito immediato a carico di Igor Sollai, il 43enne di San Sperate, accusato dell'omicidio volontario aggravato della moglie Francesca Deidda e dell'occultamento del suo cadavere. Il magistrato ha chiesto per l'imputato l'ergastolo con 1 anno di isolamento diurno, senza possibilità di benefici o riduzioni di pena, al termine di una requisitoria lunga oltre 5 ore. Una ricostruzione minuziosa, precisa, serrata. Il PM ha scandagliato ogni passaggio della vicenda, partendo dalla vita quotidiana della coppia fino all'esecuzione del delitto e agli atti messi in atto per coprirne le tracce. Una narrazione che ha voluto riportare al centro della scena la vittima, Francesca, 42 anni, scomparsa nel nulla il 10 maggio 2023 e ritrovata senza vita più di 2 mesi dopo, il 18 luglio, chiusa in un borsone abbandonato tra le campagne di Sinnai e San Vito, ai margini della vecchia statale 125. Questo processo racconta la storia di Francesca, una storia semplice di una donna che viveva per Igor, ha detto il PM, e che è stata tradita nel modo più atroce da chi avrebbe dovuto proteggerla. A ricostruire quella storia, ha spiegato, è stato soprattutto il lavoro capillare svolto dai carabinieri, che hanno ricomposto il puzzle investigativo partendo da un'assenza improvvisa e inspiegabile, da bugie evidenti, da tracce digitali sospette. Secondo l'accusa, l'omicidio non è stato un gesto d'impeto. Igor Sollai avrebbe pianificato il delitto con fredda premeditazione, come dimostrano, ha spiegato Cocco, le numerose ricerche online effettuate nei giorni precedenti alla scomparsa della moglie. Come scavare una fossa, come far sparire un cadavere, come cancellare le tracce dal cellulare. Un vero e proprio manuale del delitto, secondo il PM, che inchioderebbe l'imputato a un disegno criminale preciso, costruito con metodo. Ma non solo. Dopo il delitto, secondo l'accusa, Sollai avrebbe messo in atto un articolato tentativo di depistaggio.
Non ha confessato per senso di colpa o per coscienza, ha dichiarato Cocco, ma solo per calcolo, per ottenere uno sconto di pena. Nella sua requisitoria, il PM ha elencato almeno 17 bugie pronunciate dall'imputato durante le fasi dell'indagine, a partire dalla denuncia iniziale di scomparsa. Non ha mai mostrato pentimento. Ha manipolato i fatti, alterato la scena del crimine, tentato in tutti i modi di sviare l'attenzione degli inquirenti. Il quadro che emerge, secondo la procura, è quello di un femminicidio lucidamente orchestrato. Un piano che ha compreso la preparazione, l'eliminazione fisica della vittima, l'occultamento del cadavere in un luogo isolato e difficilmente accessibile e l'inquinamento delle prove digitali. Una storia di violenza e controllo, culminata nella soppressione della donna che, come ha sottolineato il PM, non si era accorta di essere ormai considerata solo un ostacolo. Dopo la richiesta dell'accusa, sono intervenuti i legali di Igor Sollai, gli avvocati Carlo De Murtas e Laura Pirarba. Non ci sorprendono le richieste del pubblico ministero, ha dichiarato De Murtas, ma restano ancora molti elementi da analizzare, soprattutto sul tema della premeditazione. La difesa svilupperà questi aspetti nel dettaglio. I due legali hanno lasciato intendere che tenteranno di ridimensionare l'impianto accusatorio, puntando sull'assenza di una confessione pienamente attendibile, ma anche su potenziali elementi soggettivi che possano attenuare la responsabilità dell'imputato. Il processo è stato aggiornato al 28 maggio, data in cui prenderanno la parola le parti civili, tra cui i familiari di Francesca, e successivamente sarà il turno della difesa. La sentenza, se non ci saranno imprevisti, potrebbe arrivare già entro l'inizio di giugno. Nel frattempo, a San Sperate, Sinnai e in tutta la Sardegna, il nome di Francesca Deidda continua a risuonare come simbolo di una vita spezzata troppo presto. Una donna che aveva dedicato tutto all'uomo che, secondo la procura, l'ha uccisa con freddezza e che oggi rischia di pagare il prezzo più alto previsto dalla legge. Il cerchio si è chiuso. I mandanti e l'esecutore materiale del delitto stanno scontando l'ergastolo. Ogni frammento, anche il più nascosto, è stato pazientemente ricomposto dagli inquirenti. E oggi, a memoria indelebile di quella tragedia, resta un giardino che porta il suo nome. Ma l'ultimo tassello del caso Ilenia Fabbri è stato collocato soltanto ieri mattina, quando l'avvocato di parte civile Veronica Valeriani, che rappresenta Arianna, la figlia della vittima, ha ritirato l'arma del delitto dagli uffici del Tribunale di Ravenna. Non un semplice oggetto tra tanti, ma il reperto. Il coltello di ceramica con cui, all'alba del 6 febbraio 2021, Ilenia fu sgozzata nella sua casa di via Corbara, a Faenza. Una lama bianca, elegante, solida, che in un passato prossimo era stata usata per ben altri scopi. Per festeggiare un anniversario, tagliare una torta, brindare in famiglia. Un destino beffardo, il suo. Il gesto dell'avvocato Valeriani non è casuale. Ritirare quell'arma significa sottrarla alla possibilità, per quanto remota, che finisca tra le mani di qualche collezionista morboso. Perché il delitto Fabbri, esploso tra le cronache locali e nazionali, è diventato uno dei casi più seguiti degli ultimi anni in Romagna. Una vicenda che ha riportato alla memoria un altro femminicidio, quello del dermatologo Matteo Cagnoni, anch'egli condannato all'ergastolo. Anche Claudio Nanni, ex marito della vittima, è recluso a vita, come Pierluigi Barbieri, noto come lo Zingaro o Furia, il sicario di origini cervesi ma residente a Reggio Emilia, che ha confessato di aver ucciso Ilenia per 20.000 euro e una macchina mai ricevuti. Un delitto commissionato, orchestrato, eseguito con efferatezza. Ma questa non è la loro storia. È la storia di un coltello. Un coltello che prima di diventare strumento di morte era stato oggetto quotidiano, domestico, condiviso. La sera prima del delitto, Arianna e la sua fidanzata decidono di festeggiare in casa il loro anniversario. C'è una torta salata. Si taglia con quel coltello di ceramica. Si brinda insieme a Ilenia. Poi si va a dormire. All'alba, Arianna parte con il padre, Claudio Nanni, per andare in Lombardia a ritirare un'auto. È un alibi, accuratamente costruito da Nanni, che ignora un dettaglio cruciale. La ragazza della figlia è rimasta in casa. Quando Barbieri entra in azione, la giovane lo vede e chiama subito Arianna, che è in macchina col padre. Intanto Ilenia, allarmata dai rumori, scappa giù per le scale. Il sicario la raggiunge. Lei lotta, grida, si difende. Il telefono squilla. È la figlia che cerca di capire cosa stia accadendo. Un vicino, insospettito dalle urla, preme il campanello.
Barbieri in un primo momento tenta di strangolare Ilenia con il manico di un martello che ha portato con sé, ma la resistenza della donna lo mette in difficoltà. In preda alla tensione, al panico, alla pressione crescente, corre nella tavernetta al piano terra. Lì trova il coltello, lo stesso della sera prima, lo impugna, colpisce, uccide, poi lo ripulisce, lo lascia sul lavello e fugge. Ma la sua corsa, come quella di chi ha voluto la morte di Ilenia, è breve. Le indagini della polizia, coordinate dal PM Gela Scorza, ricostruiscono tutto con precisione. Il finale è già noto, 2 ergastoli. Ora anche il coltello è stato sottratto per sempre a questa storia di sangue, non più simbolo dell'orrore, non più possibile feticcio per voyeur dell'atrocità. Sparisce, come un eco che si spegne. Resta solo il ricordo. E un giardino che porta il nome di Ilenia. Omicidio di Chiara Poggi. Tra nuove ipotesi e vecchie certezze, il caso di Garlasco torna a far discutere. Non vedo nulla di serio. Mancano soltanto le 7 sataniche e i servizi segreti deviati. Con questa battuta sarcastica, l'avvocato Francesco Compagna, legale del fratello di Chiara Poggi, commenta l'ultima ipotesi rilanciata pubblicamente da Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, quella del sicario. Un'ipotesi che, pur nella sua spettacolarità, ha sollevato ancora una volta un polverone attorno al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, e che a distanza di quasi 18 anni non smette di alimentare tensioni, divergenze e riflessioni dentro e fuori l'aula di giustizia. Lovati, avvocato penalista ma anche dichiarato appassionato di criminologia, ha sostenuto la sua teoria prima in una trasmissione televisiva, poi in un'intervista concessa a Fanpage It, precisando che non parlava nella veste di legale ma in quella di cittadino e criminologo. Secondo lui non sarebbe stato né Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio, né tantomeno il suo assistito Andrea Sempio a uccidere la giovane. Il delitto, sostiene Lovati, sarebbe stato opera di un sicario, un killer su commissione, che avrebbe agito su mandato di terzi e successivamente costretto Stasi a coprire tutto con una falsa ricostruzione. L'avvocato afferma con fermezza: «Ho sempre detto che Chiara Poggi è stata uccisa da un sicario e lo ribadisco. È un'idea che ho maturato nel tempo e che continuo a sostenere». A suo dire, Stasi, che secondo Lovati sarebbe innocente, avrebbe ricevuto pressioni per non raccontare la verità ai carabinieri e sarebbe stato costretto a mentire nella sua prima telefonata alle forze dell'ordine, quella con cui denunciava la morte della ragazza. Una tesi che tuttavia si scontra frontalmente con quanto emerso in modo chiaro nel lungo iter processuale che ha portato alla condanna definitiva di Stasi a 16 anni di reclusione per omicidio volontario. La verità processuale, sancita da 3 gradi di giudizio, parla di un'altra dinamica. Quella di un uomo che dopo il delitto è tornato a casa, ha acceso il computer cercando di costruirsi un alibi e ha fatto sparire le prove. Le scarpe sporche di sangue e l'arma del delitto, mai ritrovata. Solo in seguito, dopo aver tentato di mascherare ogni possibile traccia compromettente, ha chiamato i carabinieri. Sulla questione è intervenuto con decisione anche il dottor Marzio Capra, storico genetista di fiducia della famiglia Poggi, che bolla l'ipotesi del sicario come del tutto priva di fondamento. Sarebbe stato un crimine organizzato, dicono, osserva Capra. Ma con quale logica? Il corpo di Chiara è stato trascinato giù per le scale, un gesto che indica un contesto personale, non certo professionale. Un sicario non avrebbe avuto nessun motivo per compiere un'azione del genere e soprattutto avrebbe agito in modo rapido ed efficace. Invece, il quadro emerso dagli atti racconta di un delitto impulsivo, violento e pieno di sbavature. Ma non è tutto. Capra sottolinea anche un altro punto chiave. Chiara aprì la porta al suo assassino. Lo fece entrare senza esitazione, segno che si trattava di una persona di sua fiducia. Che senso avrebbe avuto che una ragazza di 26 anni aprisse la porta di casa a un sicario sconosciuto? Nessuna delle prove raccolte in questi anni, e sono moltissime, ha mai suggerito un simile scenario. Infine, il genetista smonta anche l'idea che Stasi abbia mentito per paura. Se entri in casa della tua fidanzata e pensi che sia ancora viva, la soccorri. Ti avvicini, ti sporchi di sangue nel tentativo di salvarla. Se invece ti spaventi, te ne vai e non chiami neanche l'ambulanza, ma direttamente i carabinieri, è perché sai che è morta. E se chiami le forze dell'ordine è perché sei già cosciente che si tratta di un delitto e non di un incidente.
conclude Capra, ribadendo quanto già sostenuto nelle perizie presentate in sede processuale. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, il caso Garlasco non si è mai davvero chiuso. Le indagini della Procura di Pavia proseguono, sospinte anche dalle richieste avanzate dai legali di Andrea Sempio, il giovane amico di Chiara mai imputato, ma indicato più volte da alcuni osservatori e dai suoi difensori come figura da approfondire. Il prossimo 16 maggio è fissata la prima udienza relativa al nuovo incidente probatorio. Si procederà a una serie di accertamenti tecnico-scientifici su alcuni reperti biologici rimasti inutilizzati o mal analizzati durante le prime fasi dell'indagine. Le settimane successive saranno cruciali. Verranno infatti disposte nuove analisi genetiche per chiarire eventuali tracce residue che potrebbero, secondo la Procura, contribuire a fornire ulteriori elementi al quadro già tracciato. Il processo a Stasi si è concluso da anni, ma intorno alla morte di Chiara Poggi continuano ad aggirarsi ombre e narrazioni alternative, tra nuove perizie, teorie controverse e opinioni che spesso travalicano i confini dell'inchiesta. Ma al centro di tutto resta una verità giudiziaria solida, che oggi solo nuovi fatti e prove concrete potranno eventualmente rimettere in discussione. Omicidio Alice Neri, scontro tra testimoni sull'olio sugli abiti dell'imputato. In aula anche un fazzoletto con tracce biologiche e nuove perizie mediche. Un confronto teso, talvolta confuso, ma fondamentale per tentare di ricostruire uno degli elementi chiave del processo in corso davanti alla Corte d'Assise contro Mohamed Galul, accusato dell'omicidio di Alice Neri, la giovane madre di Ravarino brutalmente uccisa nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022. Al centro dell'udienza, svoltasi ieri, c'è stato un contraddittorio diretto tra due testimoni considerati cruciali, chiamati a chiarire un nodo che potrebbe avere importanti ripercussioni sull'intero impianto accusatorio. Galoul, il giorno successivo al delitto, era sporco d'olio. L'attenzione della Corte si è concentrata su quanto accaduto nella mattina del 18 novembre 2022, poche ore dopo l'omicidio. In particolare, l'udienza ha cercato di accertare se l'imputato fosse effettivamente coperto da sostanze oleose, un dettaglio che potrebbe collegarlo direttamente all'incendio dell'auto della vittima, trovata carbonizzata, e quindi all'occultamento del corpo. Uno dei testimoni, amico dell'imputato, aveva in precedenza riferito durante l'incidente probatorio di aver notato qualcosa di anomalo nei vestiti di Galul, citando la presenza di olio o grasso. Tuttavia, secondo quanto riferito in aula, avrebbe poi parzialmente ritrattato queste dichiarazioni in un secondo momento, parlando con altri conoscenti. Da qui la decisione della Corte di disporre un confronto diretto tra lui e l'amico chiamato in causa per stabilire se vi fosse stata una ritrattazione o meno. Il secondo testimone, però, ha negato tutto. Ha affermato di non aver mai ricevuto confidenze in tal senso e soprattutto di non aver mai detto che il primo testimone avesse mentito circa l'olio sugli abiti. Lui ai carabinieri disse di essere un meccanico e di saper distinguere bene la differenza tra grasso e olio, ha precisato. Ma il tono generale dello scambio tra i due è stato definito dagli osservatori in aula come confuso e ha lasciato irrisolte molte delle perplessità che lo avevano motivato. L'udienza si era aperta con la testimonianza di un carabiniere del nucleo operativo che ha riferito sugli accertamenti in corso relativi alle posizioni GPS e agli eventuali impegni lavorativi o personali dei tre amici di Galoul che lo avrebbero visto la mattina del 18 novembre. Un ulteriore tassello investigativo per capire dove si trovasse esattamente l'imputato nelle ore immediatamente successive al delitto. Nel pomeriggio, a porte chiuse, è stata ascoltata anche una persona estranea ai fatti principali, ma potenzialmente collegata a un dettaglio emerso durante la precedente udienza: il ritrovamento da parte della criminalista Katia Sartori di un fazzoletto intrappolato nella carcassa dello pneumatico dell'auto di Alice Neri. Su quel fazzoletto sono state isolate tracce di liquido seminale, riconducibili a un soggetto che è stato successivamente sentito in aula. Massimo riserbo sui contenuti della sua testimonianza, ma è plausibile che possa fornire indicazioni importanti su chi si trovasse realmente con la vittima nelle sue ultime ore di vita. Anche oggi è emersa in maniera evidente l'incompletezza delle indagini, ha dichiarato l'avvocato dell'imputato Roberto Ghini.
Ci sono errori commessi nei primi mesi che purtroppo sono irrecuperabili, ma questa integrazione istruttoria potrà aiutare a fare chiarezza. La linea della difesa punta da tempo a minare la solidità dell'impianto accusatorio, sottolineando le presunte lacune e contraddizioni emerse nelle prime fasi dell'inchiesta. Dal canto loro, i legali della famiglia di Alice, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, hanno scelto la via del silenzio stampa. In accordo con Patrizia e Matteo, i genitori della vittima, e su sollecitazione della Corte, abbiamo deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione del processo. Vogliamo evitare equivoci, strumentalizzazioni o fraintendimenti. Intanto, la prossima udienza si preannuncia particolarmente significativa. In aula saranno messe a confronto 3 consulenze medico-legali, quelle della dottoressa Sara Mantovani, nominata dalla difesa, della dottoressa Alessandra Silvestri per la parte civile e della dottoressa Raffaella Sorropago, esperta in balistica forense e criminologa, perito tecnico della difesa. Le 3 specialiste saranno chiamate a valutare un elemento non secondario: se, nonostante le numerose ferite riportate, Alice Neri possa aver perso poco o nessun sangue. Una questione che potrebbe riaprire scenari finora rimasti in secondo piano, suggerendo che la giovane possa essere stata uccisa in un contesto diverso da quello dell'auto incendiata o addirittura con modalità differenti rispetto a quelle ipotizzate finora. La battaglia tra le parti si fa sempre più tecnica, ma in gioco resta una verità ancora frammentaria, sospesa tra dettagli contrastanti, testimonianze incerte e reperti controversi. Caso Liliana Resinovic, parla il preparatore anatomico Giacomo Molinari. Sono stato io a causare la frattura alla vertebra durante l'autopsia. Non usa mezzi termini, Giacomo Molinari, il preparatore anatomico in servizio dal 2012 presso il reparto di anatomia istologica patologica dell'ospedale di Cattinara, a Trieste. In un'intervista rilasciata nelle scorse ore e in una memoria dettagliata inviata alla procura, l'esperto ha voluto chiarire pubblicamente una circostanza che, a suo dire, rischia di alimentare gravi equivoci nell'inchiesta sulla morte di Iliana Resinovic, la 63enne ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva vicino al parco di San Giovanni. Non serve usare il condizionale, ha dichiarato. Non è che io potrei aver causato quella frattura alla vertebra, sono certo di averla provocata io durante l'autopsia. La manovra durante l'autopsia, una necessità tecnica, non un errore. Il riferimento è a una frattura alla vertebra toracica T2, riscontrata successivamente dai consulenti della procura durante una seconda autopsia e ritenuta da alcuni elementi come potenzialmente compatibile con un'aggressione. Molinari, però, smentisce categoricamente questa ipotesi, spiegando nei dettagli ciò che accadde l'11 gennaio 2022, giorno in cui partecipò all'esame autoptico sul corpo della donna sotto la guida del medico legale Fulvio Costantinides. Quel giorno, racconta, per permettere al medico di esaminare con precisione la zona del collo e delle spalle, ho posizionato un presidio dorsale dietro la schiena della signora Resinovic. Questa manovra ha fatto sì che il capo si iperestendesse all'indietro. Per evidenziare eventuali segni di violenza o manipolazione, è prassi eseguire un'iperestensione cervicale, che comporta una trazione del tratto cervicale verso il posteriore. In quel momento, continua Molinari, ho sentito distintamente il rumore tipico di una frattura ossea. Successivamente, durante la rimozione della laringe e della trachea, ho avuto la conferma che una delle prime vertebre toraciche si era effettivamente rotta. Secondo Molinari, si tratta di un evento possibile e tutt'altro che eccezionale nel contesto autoptico, soprattutto in presenza di soggetti anziani, magri e con problemi di fragilità ossea come l'osteoporosi, patologia di cui la stessa Liliana Resinovic avrebbe sofferto. Non si è trattato di un errore, precisa, ma di una conseguenza involontaria e frequente in questo tipo di manovre tecniche. Proprio per questo inizialmente non mi ero nemmeno preoccupato di segnalarlo. In ambito autoptico è una circostanza ben nota. Molinari sottolinea anche che lo stesso dottor Costantinides, che ha redatto la relazione ufficiale dell'autopsia, non avrebbe ritenuto necessario menzionare la frattura, poiché chiaramente dovuta alla manipolazione tecnica del cadavere e non preesistente. Non pensavo che uscisse tutto questo clamore. Molinari è perfettamente consapevole dell'enorme attenzione mediatica che ruota attorno al caso Resinovic.
Tuttavia si dice sorpreso dalla piega presa dalla vicenda dopo che la notizia della sua testimonianza è trapelata. Ho seguito il caso, ma senza una partecipazione quotidiana, racconta. Poi qualche settimana fa ho letto un articolo del Piccolo che parlava di un'immagine alla telecamera e di possibili manipolazioni del corpo. In quel momento ho sentito l'urgenza di chiarire la mia posizione. Ha quindi deciso di confrontarsi con un amico direttore di giornale e successivamente di formalizzare il tutto in una memoria scritta da lui stesso, inviata alla Procura di Trieste. Un documento nel quale spiega, punto per punto, le dinamiche che avrebbero portato alla frattura della vertebra durante l'autopsia. Non si può interpretare quella lesione come un segno di aggressione o un elemento utile per ricostruire la scena di un omicidio, ribadisce. È stato un effetto collaterale della procedura autoptica. Ripeterò tutto al pubblico ministero. Alla domanda se sia già stato sentito formalmente dagli inquirenti, Molinari risponde di no. Tuttavia, conferma che vi è stato un primo contatto anche attraverso canali indiretti. Ho preferito essere trasparente, conclude, e riferire tutto nella maniera più chiara possibile. Lo stesso contenuto della memoria sarà esposto al pubblico ministero nel caso venga convocato per testimoniare. Nel frattempo, l'indagine prosegue. Il marito della vittima, Sebastiano Visintin, risulta al momento indagato per omicidio. Ma le circostanze della morte di Liliana Resinovic restano, ad oggi, ancora avvolte da molteplici interrogativi. La precisazione tecnica del preparatore anatomico rischia ora di ribaltare, almeno in parte, il significato attribuito finora a uno degli elementi più discussi emersi nel corso delle indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.